Gentili amici appassionati, un saluto e ben ritrovati da Claudio Costanzo col campionato di allievi provinciali messinese che vede alla sua quinta giornata il big match, quello tra Sporting Atene Messina e Valdinisi, appaiate a quota 12 punti in classifica, in vetta al campionato. Padroni di casa dell'Atene reduci dal cardiopatico 3-4 contro il Gescal. Valdinisi invece di mister Miuccio dalla vittoria per 5-1 sullo Sporting Club Messina. Siamo già al film della gara con l'Atene che attaccherà da destra verso sinistra in completo bianco-nero. Risponde in bianco-rosso il Valdinisi da sinistra verso destra e cercherà subito di mettere sotto torchio la difesa locale. Il primo sussulto infatti al quarto minuto porta già al gol del vantaggio ospite. Questo traversone in mezzo trova puntuale il colpo di testa di Cintorrino che porta in vantaggio i ragazzi della formazione ionica dopo appena 240 secondi dal fischio iniziale. È stato perentorio il suo stacco di testa, nulla ha potuto da Andrea, prova a reagire dall'altro lato l'Atene con questa palla scodellata dentro, sul quale risulta però un po' pigro Soraci. Dall'altro lato altra punizione pericolosa però per il Valdinisi. Questa volta alla battuta è andato Emanuele Tavilla, classe 2002. Il suo destro non ha creato grattacapi ad Andrea e il Valdinisi però a fare la partita in questa prima frazione di gioco e trova questa bella verticale sul quale però c'è il recupero difensivo dei ragazzi di mister Creazzo qui inquadrato. Quest'oggi orfani del talento di Flavius Catalin per infortunio, ci provano lo stesso ad agguantare il gol del pari. Avranno un'occasione gigantesca con Bertè sugli sviluppi di un calcio piazzato. Ancora ci prova la formazione padrona di casa. Risulta però largo il tentativo di Restuccia, quest'oggi chiamato a sostituire il classe 2003 Flavius Catalin. Sarà questa l'ultima emozione del primo tempo. Le due squadre infatti vanno a riposo sul risultato di 0-1 a decidere il big match del campionato allievi provinciali. Fin qui è Cintorrino per il Valdinisi. Provano a trovare il bandolo della matassa i ragazzi di mister Creazzo, molto nervosi in questa prima frazione di gioco, ma che vivranno altri 40 minuti da incubo, complice una direzione di gara sicuramente non all'altezza del match che vi stiamo raccontando. Nel secondo tempo il primo tentativo pericoloso è del Valdinisi, è proprio l'autore del gol del vantaggio Cintorrino a testare i super riflessi di D'Andrea, che qui veramente in versione eroica va a difendere la sua porta. Ancora il numero 1 dell'Atene dovrà fare gli straordinari su questo tentativo, questa volta dal binario opposto. Riflessi da felino per il classe 2002 di mister Creazzo. Mantiene i suoi in partita ancora una volta, che avranno una buona occasione dall'altro lato. La getteranno però alle ortiche con questo destro sballato di Manuel Todaro. Arriva il primo cambio per mister Creazzo con Restuccia che fa spazio a Sebastian Pino per un finale di gara infuocato, molto nervoso, dove però l'Atene avrà diverse occasioni per trovare il pari. Questa è capitata sui piedi di Soraci, oggi non a livello delle sue solite prestazioni. Quando opera il secondo cambio mister Creazzo, stavolta è Lombardo a fare spazio a un compagno. Entrerà in campo anche Patera per l'infortunato Panarello. Quando nel frattempo in campo sta succedendo di tutto, verrà allontanato un giocatore del Valdinisi per un fallo a palla lontana. È proprio l'autore del gol dello 0-1 Cintorrino, fin qui match winner a lasciare i suoi in inferiorità numerica. Dall'altro lato l'Atene avrà un'altra clamorosa occasione, si avvita Lopez in area infatti su servizio di un compagno. Lipari però attento e smanaccia in corner. Valdinisi che ci prova in contropiede, il diagonale però in questo caso non riuscì a centrare lo specchio della porta difesa da D'Andrea. La partita si surriscalda eccessivamente, il Valdinisi resta addirittura in 9, infatti estrae un rosso diretto per aver allontanato il pallone. Terminerà la gara con questo fallaccio che il direttore di gara coraggiosamente assegna alla formazione padrona di casa. Portano a casa in 9 i 3 punti il Valdinisi Calcio, al termine di una partita che è stata molto complicata da raccontarvi e che sicuramente non ha reso lo spettacolo che ci aspettavamo.
Augurandoci comunque una lieta visione, Claudio Costanzo vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo servizio. Dov'è Moccio?